Ed eccomi qui, buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 5 maggio, scusate per questi minuti di ritardo, siamo pronti per questo nuovo appuntamento e come ogni mattina non possiamo non partire nel solito modo. Grazie, 175.000 volte, 461 volte, grazie per sempre per la fiducia che ci date. Sono arrivate numerosissime le schede di compilazione riguardanti appunto le vostre aziende. Vi diciamo, continuate a scrivere, compilate il form che troverete proprio nella parte in alto superiore alla pagina di Io Compro Siciliano. Tanti nuovi amici, tanti nuovi ospiti. Oggi sarà veramente un piacevole viaggiare perché ci aspetta a Palazzolo Acreide la nostra meravigliosa Alessia Smile and Food. Adesso prendiamo quello che è stiamo quasi per collegarci, ma con Alessia andremo anche a visitare due bellissime cittadine, una è Modica e l'altra è Riposto, due cittadine meravigliose. Sapete, Modica è conosciuta, è una città meravigliosa per la sua arte tardo-barocca, tra l'altro dal 2002 insieme ad altri comuni della Val di Noto inserita fra il patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, conosciuta anche per il suo cioccolato, la città del cioccolato, perché sono tanti ed è storico quello che è proprio il lavoro dedicato ai cioccolatai di Modica. Diceva Bufalino di Modica che è una bellissima città ed è come se fosse una melagrana divisa a metà, Modica alta e Modica bassa, veramente una descrizione poetica molto bella della città. E poi arriveremo a Riposto. Riposto è un'altra località meravigliosa, la città della musica, si svolge appunto a Riposto un importantissimo festival internazionale della musica del Mediterraneo, ma non solo, è la città che ha dato i natali a Franco Battiato. Pensate, nel 1880 addirittura Richard Wagner, noto compositore tedesco, passò proprio da Riposto e poi ancora Ferdinando I nel 1880 con decreto reale fece costruire fra le primissime veramente scuole pubbliche una scuola proprio a Riposto, quindi meravigliosa città. Ancora per esempio Giovanni Verga nei Malavoglia citava proprio Riposto come questa città straordinaria con questo porto che avrebbe dato grande forza e grande economia alla nostra Sicilia. Come vedete ci sarà questo bellissimo viaggio. Noi adesso dalla regia dovrebbero mandarmi il collegamento con i nostri ospiti di oggi, perché ci aspetta appunto Alessia Smile and Food ed eccola qui da Palazzolo Acreide. Lei sapete ormai eccola qui, Ciao buongiorno. Katiuska, buongiorno. Buongiorno, Come sei buongiorno a bella lei. stamattina, tutta Grazie, raggiante. grazie. Buongiorno a Senti, tutti gli amici di Io Compro Siciliano. beh, Alessia, noi siamo ormai, facciamo parte, no, insieme di questa squadra del palinsesto di Io Compro Siciliano, perché da sabato è partito questo appuntamento che è Io Compro Siciliano Chef. Che È un emozione. appuntamento, che emozione, raccontaci. Ma guarda, l'emozione è stata tantissima, anche perché sai, io di solito interagisco con molte persone, ormai questo periodo del Covid mi ha anche abituata un po' a fare le virtual experience, quindi sto facendo moltissime cooking class online con amici e possibili visitatori di un domani e quindi diciamo il live è il mio pane quotidiano, però sai,
avere la responsabilità di avere così tanti amici che ti guardano e che ti osservano e che non possono anche non sentire bene perché la linea magari è disturbata e tutto il resto che c'è nel Ma backstage ci, di ci queste, di sta, ci queste sta, ci sta. dirette. Ecco, ti rende veramente emozionata, anche perché sai, io qui vivo in una piccola comunità, noi siamo diciamo in tutto 8.000 anime, poi magari durante la stagione turistica possiamo arrivare a 10.000, perché qui a Palazzo La Crede ci sono diciamo degli eventi che sono quelle delle feste di San Sebastiano, di San Paolo, di San Michele, che richiamano qui tutti i siciliani che vivono all'estero e anche moltissimi fedeli che vogliono vedere queste festività. E quindi, sai, sapere anche che i miei concittadini mi guardano, mi osservano, ho ricevuto anche moltissimi feedback positivi e li ringrazio tutti, nonostante ecco, i problemi tecnici mi hanno seguito moltissimi e veramente non me lo aspettavo, li ringrazio uno a uno. Sono tanta, il mio abbraccio può essere infinito e quindi li ringrazio tutti. Adesso noi faremo un altro viaggio negli Iblei domani e quindi la mia puntata di sabato sarà sempre dedicata al mondo degli Iblei e io vorrei anche rinnovare un invito a tutti quanti. Sapete che ho un'email dedicata e quindi se volete invitarmi nella vostra città, nella vostra azienda, se volete indicarmi dei prodotti o delle ricette che magari avete perso perché erano della nonna o della bisnonna, perché io tutte le ricette che faccio sì, sono in chiave moderna, anche in chiave dietetica a volte, però ecco mi rifaccio sempre alle ricette di mia nonna, ho un bel quaderno con le righe della terza elementare che risale proprio quando io prendevo gli appunti a casa della nonna, quando di pomeriggio andavo a provare le ricette a casa sua per poi fare bella figura a casa mia. E quindi ecco, E noi saremo lì pronti ad ascoltare e a prendere appunti. Senti Alessia, noi abbiamo tanto parlato di te, tu sei davvero questa ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, lo fai sempre con grande passione e grande entusiasmo e quindi noi siamo molto felici di averti in squadra e quindi forza, forza Alessia, io compro Siciliano Chef, ricordiamo agli amici tutti i sabato alle 14:30 in diretta con sempre tante sorprese. Nel frattempo permettimi, prima di chiamare i nostri ospiti, di salutare i nostri amici che ci scrivono: Amalia Lopinto, Umberto Bruno, Costanza Piera ci scrive dalla Lampedusa. Adesso invece Alessia, dicevamo oggi ci sposteremo a Modica, poi ci spostiamo anche a Riposto, abbiamo due belle realtà, due belle eccellenze siciliane che adesso presenteremo ai veramente nostri sì. ospiti. Io comincerei a chiamare Salvo Angelica, ci aspetta a Modica, proprio alle porte di Modica, e l'azienda è Mulino Angelica. Fra un poco entrano in collegamento con noi Guarda, Alessia ed io ancora. volevo spendere due parole per queste due aziende. Sì. Il Mulino Angelica, diciamo, è il mio fornitore ufficiale di farine. Infatti, ieri commentavo anche durante la trasmissione di Aperitivo Social con Francesco Caravello e i suoi ospiti. Aveva ospite un altro grande produttore di farina, grande non nel senso industriale, ma grande perché produce veramente un grande prodotto di tutto siciliano, e anche il Mulino Angelica è uno di questi grandi produttori che veramente cercano di dare al prodotto finito tutta la genuinità del grano siciliano. Io proprio ieri sera
ho fatto un po' di invidia a un po' di amici, veramente ho spedito le foto delle pizze che io ho fatto per la mia famiglia. Infatti noi ci sentivamo tra una pizza ed un'altra, no? Cioè, nel senso che noi ci sentivamo perché al ti dicevo telefono. aspetta che devo sfornare la pizza, perché siccome io vivo in campagna uso il forno a legna, quindi devo stare bene attenta a non bruciarla, infatti una per causa tua l'ho bruciata. Ecco, e quindi proprio ieri sera ho fatto una farina, ho fatto la pizza con una farina particolare del Mulino Angelica, che è quella della Perciasacchi, che non so se tutti sanno che noi qui in Sicilia abbiamo una farina che è adattissima a tutti coloro che non digeriscono il grano, quindi le farine convenzionali, perché la Perciasacchi è il farro siciliano, perché si racconta che un aviatore americano portò qui queste sementi di farro che poi qui in Sicilia hanno trovato un grandissimo utilizzo, e quindi per tutti coloro che hanno la difficoltà a digerire la farina, e spesso vanno anche a comprare nei negozi specializzati o addirittura in farmacia le farine senza un grande quantitativo di glutine, o proprio quella di farro che è tra le più digeribili, possono cominciare ad acquistare la farina di Perciasacchi. Quindi è una farina tutta siciliana. Io ho avuto tantissime richieste da parte di amiche, ma sia dall'Italia che dall'estero, di proporre ricette appunto che abbiano l'utilizzo di farine particolari, perché spesso si pensa che è difficile fare il pane o la pizza con questo tipo di farine che non sono conosciute, perché hanno nomi. Io prima che ho imparato Perciasacchi, cioè ci sono stata un bel po', perché mi veniva Pietrasacchi, Forasacchi, di tutto tranne Perciasacchi. Adesso l'ho imparata, Perciasacchi, e quindi ho anche sperimentato in cucina l'utilizzo, e ti dico la verità, Ma senti, noi facciamo così, Alessia, chiamiamo direttamente Salvo. Chiamiamo direttamente Salvo Angelica da Modica, ci presenterà la sua azienda. Ecco qua, lo vedo. Buongiorno. Buongiorno Salvo. Ciao Salvo. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Adesso chiamiamo anche il prossimo ospite. Mi piace molto, sai che cosa? Che proprio ieri, Alessia, ho chiamato Salvo ieri sera al telefono proprio per parlare di questa intervista di oggi. E mi è piaciuto, e sarà molto bello questo trasmetterlo anche agli amici che ci stanno seguendo in diretta. Mi è piaciuto molto che questo giovane imprenditore, giovanissimo, che tra l'altro porta l'esperienza trentennale di quella che appunto la storia della sua azienda, dell'azienda dei suoi genitori, e non sai con quale passione mi ha trasmesso proprio questa sua voglia di portare avanti un'azienda così. Quindi Salvo, avremo modo appunto adesso di cominciare l'intervista. Ma ancora vorrei chiamare con noi perché ci aspetta da riposto. Abbiamo un'altra azienda molto importante che è Birrificio dell'Etna. Noi oggi ne parleremo con il responsabile commerciale che ci aspetta, che è Mimmo La Gioia. Lui tra l'altro fa parte dell'associazione Union Birra e ci racconterà un po' meglio, ed eccolo qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie di essere qui. Benvenuto. Grazie, anche a voi. Parliamo di un'altra realtà straordinaria che è la Birrificio appunto dell'Etna, che è un'azienda molto conosciuta, tra l'altro con tanti premi, una realtà veramente pazzesca. Devo dire che anche io che non conoscevo benissimo il mondo della birra, ieri durante il racconto di Mimmo mi sono appassionata perché ho scoperto un mondo nuovo che mi piacerebbe tra l'altro che lui fra poco trasmettesse a già chi ha quest'amore per la birra, ma ancora di più rispetto alla sua esperienza. Bene, io comincerei un attimo da Salvatore. Salvatore Angelica, lui è un giovanissimo, lui e suo fratello Davide, ma anche insieme a mamma Maria e a papà Giuseppe,
portano avanti questa storia che è la loro storia, la storia della loro azienda, 30 anni di esperienza, e pensate, Salvatore e Davide, che sono appunto i figlioli di Maria e Giuseppe, ieri abbiamo anche un po' scherzato, no? Perché Maria e Giuseppe, Salvatore e Davide, loro sono due giovanissimi, Salvatore è laureato in economia e commercio, sta facendo tra l'altro la specialistica in questo momento. Lui ha studiato a Siena, studia a Siena, però come vedete porta il suo bagaglio qui con la sua azienda e nella sua azienda, insieme anche al fratello Davide. Anche lui in questo momento studia perché l'intento è quello di portare avanti questa azienda. Sicuramente io partirei un po', Salvatore, da quella che è la passione della famiglia, la passione, quello che rappresenta proprio l'amore di ognuno di voi a portare avanti una realtà così importante. Sì, perfetto. Allora, intanto volevo iniziare ringraziandovi perché sia la pagina sia voi, perché delle realtà così belle che valorizzano il nostro territorio è sempre noi apprezziamo molto queste cose, quindi il fatto di spendere il vostro tempo per una causa così noi lo apprezziamo molto, quindi questo è volevo ringraziarvi per questo e di averci ospitato soprattutto qui. Noi ringraziamo voi. Niente, la nostra hai detto un po' tutto nella nostra presentazione, quindi diciamo che la nostra azienda, i miei genitori hanno un'esperienza trentennale nel settore. Prima ancora il mio nonno avevano un mulino a Gerratano, un piccolo mulino. Poi nei 30 anni successivi i miei genitori hanno affinato le loro tecniche, quindi molitori, grazie ad altre esperienze anche in mulini industriali. Quindi hanno avuto la possibilità di vedere un po' le varie realtà di questo settore. Quindi Mulino Angelica nasce nel 2015 all'incirca, nasce come idea. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo concentrati sull'acquisto del mulino, perché sappiamo che abbiamo visto e ci siamo resi conto che non tutti i mulini, questi qua a pietra, sono uguali, e volevamo partire da un mulino che fosse in grado di soddisfarci in tutto e per tutto. Quindi dal 2015 abbiamo avuto questa idea di aprire questo nuovo impianto. Nel 2016 abbiamo acquistato il mulino e da lì siamo andati a comprare poi successivamente il terreno, dove poi abbiamo appunto impiantato questo nuovo impianto. Operativi siamo da veramente pochissimo, quindi da ottobre-novembre, tra una prima fase di test, comunque dove abbiamo sviluppato, pure abbiamo messo a punto, diciamo, il mulino, però più o meno questa qui è la nostra storia, ecco. Salvatore, ieri parlavamo quindi sul fatto della lavorazione, la lavorazione che viene fatta con questo mulino a pietra. Mi piacerebbe che tu anche così come hai fatto con me mi spiegassi brevemente quello che accade. Tra l'altro voi lavorate anche dei grani siciliani, quindi mi piacerebbe appunto che tu questo lo dicessi a tutti gli amici. Certo, allora noi al momento lavoriamo solo grani siciliani, la nostra produzione ci concentriamo per la maggior parte su grani antichi siciliani, quindi come diceva anche Alessia, Perciasacchi, Timilia, Russello, queste varietà comunque di grani antichi che effettivamente hanno proprietà diverse rispetto agli altri grani, ecco. Quindi diciamo, poi abbiamo anche una piccola azienda agricola, io e mio fratello, quindi siamo anche noi stessi a coltivare piccoli quantitativi di grano, stiamo cercando di fare diversi progetti di filiera. Abbiamo iniziato un nuovo progetto che si chiama Graniblei, che appunto riguarda tutta la filiera, dal produttore, diciamo, dall'agricoltore al mulino, ai pastifici,
insomma, stiamo agendo, cioè stiamo andando in questa direzione, ci fa molto... Diciamo, sveliamo pure un segreto, Salvo, che in questo momento sia tuo padre che mio marito sono in riunione, Sono in riunione, esatto. per chiudere la filiera di grani la Iblei, filiera, quindi... questa qui che è importantissima per la tracciabilità del grano, avere tutto, insomma, la filiera certificata è una cosa, secondo noi, importantissima. Per quanto riguarda il nostro impianto, noi diciamo la produzione la dividiamo in 3 fasi, comunque in 3 settori. Noi abbiamo il laboratorio, che è da dove sono collegato, potete vedere alle mie spalle. Sì. Praticamente qui facciamo le analisi sia al grano in entrata sia al prodotto finale in uscita. Questo lo facciamo per avere la certezza che sia un prodotto sicuro, genuino. Facciamo fare anche degli altri controlli, ci siamo appoggiati anche a degli altri laboratori per fare dei controlli più mirati. Tra l'altro, Salvatore, mi dicevi ieri che per tutto quello che riguarda proprio attenzionare l'analisi dei prodotti c'è la mamma, no? Che è un po' che dirige, diciamo, responsabile della qualità. Sì. Quindi successivamente poi noi facciamo la prima fase, diciamo, dopo il laboratorio, il controllo e lo stoccaggio del grano. La prima fase cioè partiamo dalla pulitura. La pulitura è divisa in pulitura a secco e poi il lavaggio del grano. La pulitura a secco viene mediante uno sbecciatoio o un prepulitore, dove vengono tolte tutte quelle sostanze, diciamo, perché il grano è abbastanza sporco come materia prima, e quindi facciamo una pulitura a secco per togliere le prime impurità. Successivamente, grazie alla lavagrano, che pure quella lì per trovarla abbiamo avuto perché ormai è difficile da trovare la lavagrano, si passa successivamente al lavaggio, quindi il grano viene immerso interamente nell'acqua e poi si passa alla fase del condizionamento, cioè rimane a un tot di ore, a secondo i diversi grani, rimane a condizionare, cioè si asciuga e raggiunge l'umidità perfetta per poi essere macinato. La macinazione avviene nelle macine a pietre, sono macine di pietra naturale, sono le macine La Ferté, è una pietra francese appunto adatta alla macinazione del grano, e siamo riusciti, o comunque proviamo a fare un mix perfetto tra l'antichità, cioè con le macine antiche, e un po' l'innovazione, perché successivamente passiamo a una fase di calibrazione del prodotto grazie e di setacciamento. Abbiamo dei plant sister che sono dei veri e propri setacci, grazie al quale riusciamo ad ottenere un prodotto quanto più omogeneo possibile, e siamo in grado anche di ricavare più prodotti, quindi non solo l'integrale, ma anche un semolato, che comunque mantiene le proprietà, rimane una farina grezza. Quindi mantiene il germe, mantiene tutte le proprietà organolettiche, diciamo, però comunque è un po' più setacciato dell'integrale. E poi Salvatore, io volevo interromperti un attimo perché ci sono dei saluti che arrivano per voi. Allora, Rosalba Vicari, Giuseppe Mauro dice Alessia abita in un paese bellissimo. Giovanni Licarlo da buongiorno, Stefania Caccamo, buongiorno ai produttori di eccellenza della nostra Sicilia. Franca Minu appunto saluta Alessia. Davide Morici, buongiorno, eccellenti produttori pieni di cultura, identità e storia. Il Faraone Palermo, buongiorno. Giuseppe Bertini, buongiorno. Francesco Bugè dice: chi non compra in Sicilia non si comporta da siciliano vero. Oggi più che mai dobbiamo ossigenare la nostra terra se non vogliamo vederla morire. Comprare in Sicilia per assicurare l'avvenire dei nostri figli. Enrica Sacco dice: le farine del mulino Angelica sono fantastiche. Lidia Prestana, buongiorno, io compro siciliano. Questa è la conferma, Salvatore, che come vedi un po' Alessia lo stava anticipando,
prima appunto che si entrasse in diretta, però anche tutto quello che tu ci hai spiegato nella lavorazione è conferma del fatto che ogni fase viene curata con attenzione. È un prodotto lavorato, studiato, che viene messo sul mercato con criterio, conoscenza, è un prodotto siciliano da acquistare. Io fra un poco ritorno nuovamente da te, ma mi sposto invece e vado in un'altra città meravigliosa che ho già presentato all'inizio. Siamo praticamente a riposto, ad attenderci c'è Mimmo La Gioia. Mimmo La Gioia è responsabile commerciale del birrificio dell'Etna. Devo dire che è una straordinaria realtà. Io adesso insieme a Mimmo La Gioia conoscerò meglio quello che è il mondo straordinario e prezioso della birra e del birrificio dell'Etna. Innanzitutto Mimmo La Gioia è ormai, lui è di origine pugliese, vive in Sicilia, ormai ama la nostra terra, lui ieri me la descriveva in maniera eccezionale. Tra l'altro tu sei un comunicatore, sei un degustatore, sei un presentatore della birra e fai parte, come dicevo, dell'associazione Union Birrai, che è un'associazione di categoria. Ce ne parlerai fra poco e questo è un po' quello che è il tuo mondo. Io ieri sono rimasta molto affascinata da quella che è stata la presentazione delle birre del birrificio dell'Etna, ma entriamo nel particolare e quindi io comincerei proprio a narrare perché questo nome. Allora, Birrificio dell'Etna nasce nel 2014 come azienda e nasce dall'idea dei miei due titolari, il signor Farace e il signor Biasi, di voler creare dei prodotti che fossero caratterizzati e avessero un legame forte con il territorio siciliano. Per questo motivo noi utilizziamo materie prime autoctone selezionate per speziare le nostre birre. Senza dimenticare poi che noi utilizziamo una fonte d'acqua proveniente da una delle falde acquifere dell'Etna, che è ricca di oligoelementi, senza tralasciare il fatto che l'acqua è l'elemento presente in maggiore quantità nelle birre e che ne caratterizza il gusto e anche poi il lavoro del lievito. Ci teniamo a fare delle birre che insomma fanno riscoprire un pochettino i sapori siciliani, ad esempio utilizziamo il pistacchio di Bronte DOP, utilizziamo, prima si è parlato del Perciasacchi, lo utilizziamo in una delle nostre referenze, utilizziamo le bucce d'arance o di limone siciliano, utilizziamo ad esempio in una birra del mosto d'uva di Nerello Mascalese, lo uniamo al mosto della birra e li facciamo fermentare insieme, dando vita a un prodotto unico. Noi ci teniamo a fare dei prodotti che siano assolutamente armoniosi e che siano adatti anche ad un pubblico di neofiti non abituati a bere la birra artigianale. Quindi sono sicuramente dei prodotti senza spigolature, ma di qualità, e questo lo testimonia i numerosi premi vinti in questi relativamente pochi anni in cui esistiamo, perché noi, ripeto, siamo dal 2014, ultimo, ma non per importanza, anzi, ci teniamo molto a questo premio, quello che abbiamo vinto il 15 febbraio di quest'anno al Beer and Food Attraction sulla nostra referenza Ulysses. Noi come birrificio e io anche come Union Birrai, che lo dico visto che insomma è stato citato, Union Birrai è la prima ed unica associazione di categoria dei produttori di birra in Italia. Io ne faccio parte, sono un Union Birrai beer tester e mi occupo insomma di comunicare la qualità, la storia della birra artigianale dentro insomma dei corsi che vengono effettuati su tutto il territorio nazionale. Io ovviamente mi trovo in Sicilia e li svolgiamo in Sicilia. E quindi diciamo ho il doppio incarico e il doppio onere e onore di un pochettino sfatare alcuni miti sulla birra, facendo anche con il birrificio vere e proprie serate di degustazione presso ristoranti di un certo tipo, proprio per cercare di abbinare un pochettino gli abbinamenti e sfatare il mito dell'abbinamento della birra,
che già è sbagliato di per sé chiamare birra, con la pizza, che non vuol dire nulla. E allora io ti fermo un attimino, Mimmo. Mi sembra che noi in questo momento abbiamo parlato, abbiamo capito perché birrificio dell'Etna, sicuramente per la collocazione. Poc'anzi, tra l'altro, ne hai fatto un collegamento con il territorio, spiegando anche il perché, quindi questo forte legame con il territorio. Adesso siamo arrivati ad un punto dove tutti quanti possiamo intervenire, ed ecco che approdiamo proprio adesso, dicevi, sfatiamo un mito. E quindi io parlo con Alessia, che ieri sera chiaramente preparava le pizze con le farine del mulino Angelica, e adesso parliamo, quindi ne parlo con Salvatore Angelica, con Alessia Smile and Food e nella fattispecie con Mimmo La Gioia del birrificio dell'Etna. Perché sfatiamo un mito? Appunto, dicevamo, associazione birra pizza. Detto così, in realtà, spiegaci meglio, Mimmo. Allora, innanzitutto dobbiamo precisare che birra non vuol dire nulla, perché esistono le birre, esistono tante tipologie di birre. Noi ne produciamo ben 6 che si differenziano per gusto, spettro aromatico, alcolicità e tanto altro, anche proprio lo speziato che viene fuori. Quindi dire birra genericamente non vuol dire nulla. Vogliamo sfatare anche proprio il mito della tipica birra bionda da 5 gradi che siamo solitamente abituati a bere, per mostrare tanto altro e far vedere che la birra è un prodotto che ha tantissima dignità e che si possa abbinare perfettamente. Io quello che consiglio in generale a tutti i consumatori è sicuramente cogliere l'invito che è stato fatto ed è importante, cioè quello di consumare i prodotti siciliani, prodotti che vengono fatti qui, ma è quello anche di informarsi un pochettino su quelle che sono le tipicità anche delle birre artigianali, perché possono offrire un vantaggio al consumatore, perché possono offrire un'esperienza sensoriale nel gusto che è molto più incisiva, molto più, insomma, avvolgente rispetto all'abbinamento classico. Cioè, io anche nel mondo della cucina spesso mi ci sono arrabbiato con qualche chef, perché ci si spende tanta energia mentale nella ricerca delle materie prime, il pomodoro di Pachino, il grano particolare, eccetera, no? E poi nella birra, la prima birra che viene, qualunque birra essa sia, ma perché fondamentalmente manca un pochettino di cognizione sul prodotto. E quindi noi diciamo, come dicevo prima, organizziamo delle serate ad hoc in cui abbiniamo i nostri prodotti con i piatti, ovviamente con l'aiuto dello chef, perché poi ogni piatto ovviamente ha la sua peculiarità. Non a caso in Sicilia c'è sempre la diatriba. Mimmo La Gioia, ma facciamo qualche esempio di abbinamento? Sì, allora diciamo che la scienza degli abbinamenti, partiamo dal presupposto, secondo me essenziale per fare questo genere di una premessa essenziale. La scienza degli abbinamenti non è una scienza esatta, perché la percezione è del tutto personale su determinati gusti, e quindi non può essere una scienza universale. Facciamo un esempio più concreto. La mia percezione dell'amaro può essere molto più bassa rispetto alla tua o a quella di un consumatore, o viceversa quella del dolce potrebbe essere molto più alta, e via discorrendo. Quindi diciamo che gli abbinamenti devono essere fatti per via personale. Diciamo che gli abbinamenti vengono fatti seguendo un ordine statistico, cioè statisticamente le persone trovano più gradevole abbinare questo rispetto a quest'altro. Per esempio, i sapori sapidi vengono spesso abbinati ai sapori dolci. Non a caso noi, quando andiamo a mangiare un formaggio stagionato o anche dei formaggi grassi, spesso li abbiniamo a cosa? Al miele o a delle marmellate, no? Delle marmellate. Questo perché vanno un pochettino a completare, non vanno in conflitto questi gusti, ma vanno un pochettino anzi a migliorare, a completare lo spettro aromatico, aumentando, creando armonia, ecco, tra di loro. Noi ad esempio possiamo fare, allora gli abbinamenti possono essere fatti per natura strutturale, sono per natura olfattiva. Volendo per esempio fare per natura olfattiva, bisogna cercare un pochettino di andare in abbinamento con le componenti aromatiche, con il tenore aromatico che ha ad esempio il prodotto da bere. In questo caso, per esempio, un tiramisù che ha delle noti torrefatte che vengono fuori anche un pochettino affumicate, se vogliamo, date anche dalla tostatura proprio del caffè, dei chicchi di caffè,
e anche un pochettino di grasso, lo dobbiamo andare a ripulire e ad abbinare con una birra che abbia queste stesse caratteristiche. Pertanto noi produciamo la Prometheus, che è un Imperial Stout, è una birra nera che tira fuori tutti questi sentori di torrefazione, di cioccolato amaro, di caffè, anche un po' di rum, e che si vanno a sposare perfettamente con questo che è un tipico dolce. Ma questa birra potremmo anche abbinarla tranquillamente ad un insaccato che ha anche qui una bella affumicatura, una bella speziatura, proprio perché il tenore alcolico e anche la bollicina tende a sgrassare o a ripulire il palato, quindi accompagna e esalta poi quelle che sono le note torrefatte, cioccolatose o speziate o affumicate del piatto che stiamo a mangiare. Questo è un piccolo esempio. A questo punto io direi, Alessia, stiamo scoprendo, nel senso che durante questa degustazione, esatto, durante questa degustazione, Salvo tra l'altro l'acquolina, ho l'acquolina in bocca, capito? Anche perché Mimmo sa che io sono pazza per le craft beer e soprattutto per quelle siciliane. Io da poco sono stata anche in Puglia e ne ho assaggiate di buonissime anche in Puglia. Però logicamente, essendo siciliana, prediligo i prodotti locali, e proprio le caratteristiche delle birre che producono al birrificio dell'Etna mi hanno incuriosita. Tant'è vero che io e Mimmo ci siamo conosciuti perché io ho subito chiesto: ma fate le spedizioni a casa, perché io sono disperata, cioè ho bisogno di bere birra e di avere questi, perché appunto come ieri durante una conversazione Messenger, prima che accadesse tutto ciò che sta accadendo adesso, io e Mimmo abbiamo chiacchierato su Messenger, e appunto gli dicevo: guarda che io sono proprio una chef pasticciona, nel senso che sono astemia, e quindi tutti lo sanno che è difficile che io beva vino, soprattutto quando esco e poi quando devo guidare. Però se devo fare un peccato alcolico lo faccio con la birra, e questa praticamente proprio esalta le mie fantasie in cucina. Quindi sapere che ci sono delle birre così particolari e così proprio territoriali, perché se parliamo di birra dell'Etna, parliamo di acqua dell'Etna, parliamo di pistacchio, parliamo di bucce di agrumi siciliani, già siamo diciamo su alti livelli. Quindi sicuramente io sarei anzi sarò sicuramente una tua studentessa, perché io mi aggiungo alla lista, anche io mi aggiungo, anche perché anch'io diciamo non bevo, per cui questa scoperta di questi nuovi gusti tra l'altro mi ha affascinato. E poi Katiuska, parliamone, cioè Io Compro Siciliano, ormai in questo mondo abbiamo così tanti amici che hanno B&B, hotel, case vacanza, che poi anche se ci ambriagamo abbiamo dove andare a dormire. Io tra l'altro, Alessia, creo proprio il gancio da quello che tu hai appena detto, perché domani continueremo a viaggiare in fantasia, in esperienza, in gusto, perché domani avremo ospite la dottoressa Masha Gallito, che ci farà, lei tra l'altro è una guida, professoressa in lingue, lei ha un tour operator, è veramente una miniera di conoscenza, e con lei scopriremo tanto. Tra l'altro lei vive proprio a Palazzolo Acreide, quindi domani è un altro grande appuntamento, ma permettetevi di leggere dei messaggi per tutti voi. Allora, Angela Grotte Gigante ci sta seguendo, lei vive a Trapani. Salvo Renda, buongiorno a tutti voi. Non conosco personalmente Mimmo La Gioia, ma si denota, per come si esprime, una profonda conoscenza e cultura su come abbinare la birra in cucina, perché, come lui evidenzia, ci vuole una profonda cultura in merito. Ancora, Ilenia Rossi dice: ottima iniziativa ragazzi, mi raccomando tenetevi aggiornati anche nel mondo digital, così da farvi conoscere il più possibile da un largo bacino di utenti. La Sicilia va valorizzata. Chiara Percoco dice: buongiorno, io non sono siciliana,
ma amo i vostri prodotti. Ho provato le farine del mulino Angelica e sono veramente squisite, naturali, e loro sono una famiglia vera e genuina, proprio come i loro prodotti. Beh, grande complimento per Salvo, grande complimento poc'anzi per Guarda, Mimmo. io, Sì. Katiuska, se mi permetti, in quest'ultimo commento aggiungerei, in Sicilia purtroppo ci sono due tipologie di aziende e sono quelle che vengono, scusate, mentre c'è il comune di Palazzolo che mi chiama, ci sono quelle che vengono gestite dai capofamiglia, in modo arcaico, perché così faceva il nonno, perché così faceva il bisnonno, perché così si fa adesso, e i figli, se vogliono sottostare, devono cominciare dalla gavetta e devono fare tutto l'iter, se ci vogliono stare bene, altrimenti se ne vanno. E poi ci sono aziende come quella di Salvo e della sua famiglia che invece danno larga ai giovani, perché comunque i giovani vanno fuori a studiare, vanno fuori a fare le loro esperienze, poi ritornano e portano tutto il loro bagaglio all'interno dell'azienda, quindi portano il bagaglio del moderno e il bagaglio culturale appunto che viene dai genitori, dai nonni, e questa è una grandissima forza che adesso hanno le nuove aziende, perché mi permetto di dire, magari vanno a rompere anche un pochettino le consuetudini certe volte sbagliate date dalla cultura, no? Che uno va facendo fuori. Quindi vanno a rompere la consuetudine che è bellissima per certi aspetti, però poi va anche certe volte a fossilizzarsi su determinati aspetti. Ma anche perché spesso si dice no, perché mio padre faceva così, io faccio così e noi continueremo a fare così, sbagliato. E magari, ecco, magari ci sono le attrezzature come quelle che ci raccontava Salvo, che sono le attrezzature che magari erano le migliori un tempo per produrre la farina in un certo modo, ma che devono essere utilizzate in una certa maniera per garantire la qualità dei prodotti. Anche e penso che questo valga per un prodotto a livello igienico, sanitario, non bisogna rimanere comunque, secondo me, cioè è giusto trovare il giusto equilibrio, ecco, tra magari quello che era il passato con dei prodotti artigianali, dei prodotti che effettivamente avevano dei valori nutrizionali diversi rispetto a quelli di oggi, quindi non commerciali, non industriali, che non badavano solo alla produzione. Però comunque abbinarla all'informazione, a un controllo, in generale, secondo me questa è la linea da seguire. Ecco. Guarda, io questo lo possiamo vedere anche dal vostro packaging della farina. Tu praticamente se vai a vedere il pacco di questa farina, inizialmente tu non pensi neanche che sia una farina, perché la vedi messa dentro uno scatolo, chiusa sottovuoto, quindi è veramente una confezione particolare. E proprio dietro lo scatolo io leggevo, perché sono una curiosona delle etichette, leggevo che la modalità d'uso per questa farina è aprire la confezione 10 minuti prima dell'utilizzo e miscelare. Questo perché miscelandola vengono poi fuori diciamo tutti i profumi e tutte le caratteristiche della farina, e questi sono diciamo dei piccoli dettagli che appunto garantiscono sia la qualità che poi la persistenza, credo, delle sostanze nutrizionali della farina. Ma questo come anche nella birra. Io per esempio ho visto che Mimmo nella sua pagina pubblicizza come proprio versare la birra nel bicchiere per far venire fuori tutti gli odori. Ma al di là del versare, Alessia, Mimmo, mi piacerebbe che tu dicessi quanto importante sia, perché adesso Alessia parlava proprio del packaging in riferimento a quella che è appunto la proposizione del prodotto, e noi ieri parlavamo anche di questo, no Mimmo? Sì, noi ci teniamo particolarmente all'estetica del prodotto, che vi invito ad andare a vedere cercando su Facebook, scrivendo birrificio dall'Etna, vedrete un pochettino il packaging, perché l'esperienza sensoriale parte dalla vista,
quindi un packaging adeguato predispone il consumatore ad una bevuta migliore. Quindi io sono sempre stato un grandissimo fautore, e poi ricollegandosi al discorso del servizio, quindi di come si serve una birra, è essenziale che la birra venga anche servita bene, perché sono anche per una serie di ragioni, tra cui anche proprio un effetto visivo, cioè fare un bel cappello di schiuma, non fare ovviamente tutta schiuma, però fare un bel cappello di schiuma sulla birra è essenziale per una serie di ragioni, tra cui quella, tra cui l'aspetto visivo, che è essenziale, ripeto, perché prepara il consumatore anche nella salivazione, quindi nella preparazione a gustare e a deglutire, no? Cioè ti viene l'acquolina in bocca quando vedi una cosa che è attraente, no? Se questa cosa, se anche una cosa buona si presenta male, un pochettino fai difficoltà. Chiaro, poi magari ci chiaro. avrà dei sapori pazzeschi, però diciamo la mente gioca sempre brutti scherzi, quindi predisporre bene il consumatore secondo me è essenziale. Piccola parentesi proprio per ricollegarmi al fatto dell'ossidazione e poi delle farine. Anche noi quando produciamo la birra utilizziamo malto d'orzo, cioè praticamente dell'orzo che viene fatto germinare e poi essiccare, e prima di utilizzarlo bisogna macinarlo per estrarre maggiormente gli amidi. Noi questo lavoro lo facciamo proprio lo stesso mezz'ora prima dell'infusione e della bollitura di questi malti, proprio per evitare che ci siano effetti di ossidazione sui malti che poi si vanno a riportare ovviamente nel prodotto finito, proprio perché ci teniamo anche noi assolutamente, ed è un'azienda lodevole, il Mulino Angelica, che fa questa attenzione sul prodotto, ma anche noi proprio mi voglio ricollegare sempre, perché poi parliamo sempre di cereali, anche noi utilizziamo diciamo delle accortezze particolari affinché insomma, il prodotto risulti essere il migliore possibile. Io volevo, perché purtroppo siamo in chiusura di lavori. Un'ultima battuta, salvo Angelica del Mulino Angelica. Devo dire questo nonostante sia un periodo molto particolare, voi avete continuato a lavorare, sì, c'è una forza importante per quello che è l'utilizzo di prodotti, e ancor più, ripeto, questa coscienza che forse è venuta fuori in maniera più imponente, e noi siamo felici di questo. Vogliamo chiudere, quindi dare un messaggio a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Salvo? Sì, noi infatti ci siamo dovuti adattare un po' in questo periodo per le esigenze di mercato che comunque sono cambiate. Prima magari fornivamo le pizzerie, sono tutte cose che purtroppo oggi non è possibile, sono rimaste chiuse, e quindi il nostro settore diciamo si è diversificato in questo senso. Siamo andati più, le vendite sono aumentate tantissimo nel settore privato, consegne a domicilio, spedizioni in tutta Italia, e quindi l'incremento è stato in questo senso. Noi avevamo tanti progetti, avevamo il piacere, ricollegandomi a quello che diceva Mimmo, sul fatto dell'informare la gente. Avevamo dei progetti sull'organizzazione di giornate con il mulino aperto, quindi far vedere la macinazione, far vedere i nostri prodotti, magari organizzando delle degustazioni, un assaggio. Quindi l'augurio è che tutto questo passi il prima possibile, per poi riniziare davvero tutti insieme a poi a ripartire. Per ripartire. Io Salvo ti ringrazio te, ringrazio tuo fratello Davide, mamma Maria, papà Giuseppe, per quello che fate, per la passione che mettete. Mimmo, la gioia di Birrificio dell'Etna, un saluto. Sì, un saluto e un invito, un po' ricollegandoci a quello che avevamo detto all'inizio, quello di consumare prodotti della nostra terra. Io mi considero oramai a tutti gli effetti siciliano, quindi della nostra terra, perché aiutiamo un pochettino tutta la filiera, aiutiamo un pochettino l'economia. Anche noi abbiamo iniziato a fare vendite online per cercare un pochettino di rispondere alle richieste dei tanti clienti, grazie a Dio, che ci apprezzano, e facciamo vendite a domicilio. Quindi mi raccomando, consumate prodotti siciliani di qualità e fidatevi del vostro palato. Grazie.
Alessia, noi ci diciamo innanzitutto grazie perché hai visto, ci hai fatto viaggiare, oggi siamo stati a Modica, Riposto, Palazzo Lacreide, domani ritorneremo a Palazzo Lacreide perché abbiamo la dottoressa Mascia Gallitto che ci porterà in giro tra cultura, storia, ci racconterà un po' la Sicilia e non solo Palazzolo. Noi diciamo a tutti gli amici che ci stanno seguendo che naturalmente sabato siamo pronti per il secondo appuntamento di Io Compro Siciliano Chef alle 14:30 con Alessia Smile and Food. Alessia, dimmi. Io compro siciliano. Io compro siciliano. Ma adesso infatti lo facciamo. Esatto, adesso lo facciamo. Permettetemi gli ultimissimi messaggi. Allora, Luca Trombatore fa tantissimi complimenti alle farine di Mulino Angelica. Dorina Achelaritei dice: mi trovo abbastanza spesso a Palermo e in questi ultimi anni ho avuto la possibilità di conoscere e apprezzare tantissimi prodotti siciliani. Complimenti, le tradizioni vengono mantenute. Sempre Luca Trombatore, comprate siciliano, comprate carne di cavallo, insomma suggerisce sempre l'utilizzo di prodotti siciliani. Allora, scusate, avvicinatevi un po'. Mimmo, vieni qua, vieni più avanti, Mimmo, sei troppo lontano. Salvo, Alessia già lo sa ed è pronta. Noi chiudiamo ogni appuntamento in questo modo, non sia mai. Io compro siciliano. Grazie Mulino Angelica, grazie Salvo Angelica, grazie Mimmo La Gioia, birrificio dell'Etna, grazie Alessia Smile and Food. Grazie, ci vediamo domani. Mi raccomando, alle 18, aperitivo social, non perdetelo con Francesco Caravello. Ci vediamo domani. Ciao. Io compro siciliano.